Il mio paese è Vors. Ecco, dunque lui al Stade Canca, forse adesso. Sì, sono qua anche a Vors. Però prima stento un altro paese fuori. Sempre in gira Vars. Sì, sempre in giro a Una Vors. frazione di Vars. Una frazione di Vors. Anni fa viaggiavamo, ma siamo in due che parlavamo in treno, Sì. parla di 20 anni fa, e mi hanno detto, ma chi tu lì è di straniero, parliamo il nostro dialetto. E abbiamo un discorso in pecca, siamo andati a trovare uno all'ospedale, che allora, io parlo da tanti anni fa, che parliamo in dialetto, e lì che era di persone gli ha detto chi è in tedesco. Allora lui lavora anche a Milano. Sì. Quanti anni ha lavorato? E mi si era in ferrovia, stazione centrale, da 20 anni che lavorava fino a 36. Un quindesano allora. Sì, mi sono del 39. Ecco, lui del Sono 39. vedda matte. Giovanissimo. Girabotta, fai tanti malavù. Allora il verdì che dal 59 andava a Milano a lavorare. Sì, del 50, 62, 63, 70. Il era milanese, il era botta anche di nostra parte, da Cremona, da tutti i parti allora, perché in ferrovia era già un mestiere. Ecco, e che capitava mai da sentire DJ che arrivava dalla provincia di Pavia, dall'Oltrepo di Milano, che parlavano insieme in dialetto? Altro che, infatti. A lui che capitava? Sì, si riesce a capire un po' tutto il dialetto quando sei abituato. Una volta qualche venivano al mercato di Vars. Sì, io del mercato. Dal mercato? Del mercato. Come che parlavano tra di loro? Il mercato, io parlo il dialetto. Ogni due parlava il suo dialetto Sì. o parlavano in inglese? No, parlo mio in inglese, parlo il suo dialetto e ogni due era il suo dialetto, però lo capiva un po' tutti, ecco. Lui da dove che arrivi? Lui arriva da intorno di Milano. Da Milano. E l'ha capito da quel che udimi? Sì, sì. L'ha capito cosa? O gavi... Secondo me, a Milano è comodo, o mi sbagli? Allora lui l'ha capito cosa? Sì. Io ho capito cosa da quel che Il arrivi? suo dialetto lo capisco bene. Chi due che sei? Chi su Massimiana? Mi ricordi quando ho visto mio figlio? Mi e il mio uomo su mai domandare al perché a parlare in italiano con i figli e mi e ti perché parliamo il dialetto. Però ogni va in automatico che ti parlavi con loro in italiano Con i figli. con i figli. Noi mi rivolgevano ai figli in italiano e mi e lui in dialetto. Ho capito. Tanto vero che i miei figli hanno buono da parlare il dialetto. Anche se noi in capo parliamo il dialetto, loro cercano di parlare il dialetto, ma la parlano non certo modo la parlavano noi. Ma capita di parlare spesso su figli in dialetto? Anche Sì, ma loro la capiscono benissimo. Capiscono benissimo, però con che Però si rivolgono a me in italiano. in italiano. E intra di loro come che parlano? Parlano in In dialetto? italiano, in italiano. E con ti amici anche? Ma no, adesso che lei è più grande, che ha 37 anni, si rivolge anche con i suoi amici in In dialetto. dialetto. I don. I don, Tuc, iuc. tutti oggi, anche qui. roba. Lurian fai, Lurian di. A me mi piace no. A me piacciono, Mi veri. mi veri. Iurec. Io oggi, Le più se buono. è più buono. Quando si sposavi altre, Eh, la sua donna la parlava il suo dialetto di chi? sì, E lui parlava il suo dialetto Sì. della bassa. sì, ma noi siamo già una generazione avanti, riusciamo ancora a capire. Sono conosciuti il posto di lavorare. Dalla bassa? Lei è giù da via Tragavina, lei lavora a Pavia, e a Pavia siamo incontrati. Quando lui l'ha conosciuto, la sua mia e la Eh. sua donna, che maniera parlava tra di vi altre? In dialetto parliamo, come adesso. Come adesso. La sua mia che dialetto la parlava? Di che maniera la parlava? È un dialetto che somigliava al me, ma era non come il me. Ecco, però la sua mia la di che quando la parlava in dialetto, insieme Sì. a suo nostro, insieme a lui, insieme a quei del suo paese, lì dalla bassa No, ma pavese. non me la sa capisce subito, poi dopo Ecco, quando... vedi dire, la sua mia, al suo quando era più se giuina, immagini, che dal vostro paese i gente parlavano più se il dialetto adesso. Allora era più se tutti facile parlavano il dialetto. che la sua mia che la veniva da via, cioè che la veniva da quel paese qui, che la in montagna, quando lei si è trasferita dalla bassa, la parlava d'un quai dialetto contingente del suo paese Sì, della sì, bassa. sì, parlava Ecco. tranquillamente. Ecco, e se intendevano o no? Si intendeva, si Adesso intendeva. che capita a modo di parlare insieme a un quei di un dialetto del suo Che più paese. riuscì. Una quai amici, un quai amici, un quai Sì, ma non più voglia. Non più io. Parlano tutti in italiano. No, poi dopo la televisione rovina il mondo. La televisione ha fatto tanto bene, la fai tanto bene,
ma però la fai anche tanto male, perché ha distrutto una civiltà. Io giro al mondo da capo a te. Più di domanda che mestiere fa, il faceva. Io faccio l'idraulica, adesso sono in pensione. Come si diciamo l'idraulica? Il trumbe... Sì, no, al Tulè. Al Tule. Al Tulè, a Bremi è il Tulè. E che capita anche di lavoro a Milano. Ma c'è il pas me. Perfetto. A Ramazzotti il pas me. Subito. Allora, se per fare al Tule. Sempre, da fin da qua che io smessa, io faccio terzo avviamento, poi sono andato a fare il garzonè, e dal garzonè mi sono messo per vecchio e sono andato a Nampigna dei Madei. Ecco, allora il dire che 40 anni fa lui faceva calmesteri. Io cominciai per me chiunto mi sono messo a 18 anni. A desdottare. Ciumbia. E prima... E prima c'avevo il garzone, Sempre la stessa mestiere. sempre il medesimo mestiere. E allora il dire che la se per lavorare anche più da 40 anni fa. 50 anni fa, ciumbia. Anche da più. 53, 55 anni fa, ecco. Allora, qualche lui andava a lavorare fuori del paese, parlava il suo dialetto, e gli altri come che rispondevano? Secondo andando che mi trovavo, parlavo il suo dialetto anche a loro come che trovavo. Esattamente, lui che per esempio andava a lavorare a Milano, lui che Il dialetto a Bremi e con gli altri parlavo il suo dialetto a Milano. Comprensibilissimo perché era comprensibile, perché no, che io centinaia di chilometri di distanza, 50 chilometri. che capita anche da parlare, di andare a lavorare in provincia di Bergamo e di Brescia? No. Brescia, io avevo una amica Che capitava di parlare il suo dialetto da lui e lei e rispondeva? lei parlava in brescia, ma capivo perfettamente. Ma com'è che si dice che a Bremi, a me piace no, A me piace no, tuc iuc, tu siete. al fa frecce. Il paprozzo, il gelo, il paprozzo, sì, il piocca, All'ac le più c'est bon. l'altro è più c'è boh. Lui la dice, lui la faccia, Lui la dice e lui la faccia, lui l'endace. lui l'endace. I don, si dice chi? Doni, al doni, Una donna, una donna, e al doni. la sera, la sera. La sera, noi dal de, Al Varno il varno, e al Vureva. il vuriva. Prega è sempre stato un paese frequentato da tanta gente di Pavia, diverse famiglie di Pavia, ancora adesso si gana a Villetta che è il paese. Perché una volta, dopo sono siga me, preda oscura 4 volte per la fecla strocche. Perché 4 l'andava- volte adesso era in quella cassena, c'è un chilometro di strada. E quando fiu che era a neve, che era sa smugge le rotte che se. E d'inverno usniva a pe, e eravamo sempre a pe, veramente. Allora, bisogna domandare a qualcuno che fa qualche stand a Renta a Milano, in giro a Milano, se lei mai fa che la strada che tu ci di o fa la circonvallazione in giro a Milano in macchina in bottigliando. Caple grossi, diciamo proprio a Brera. E questa è la strada a Brera, cosiddetta. Che la va a Vars, che la mena a Vars. La straveggia chi fa quando abbiamo espressi ad arrivare a Vars, invece di venire c'è pa corriere prega, noi andavamo giù da quella strada e un attimo arrivava a Vars. Tegam te mia tante. E secondo lei, al nostro dialetto, che dialetto è? Da dove che arriva un nome? Un po' con le Pavia, però. Lei la fa fatica a capire quel che dicevi, quel che parli. No, capisco bene, abbastanza bene. Sì. Capisco. E tutti i rob che udimi fino adesso, lei ha capito bene. Sì, Tutti io domandi. capito bene. Ecco. Ho capito. Anche quando parla a me, la capi bene? Sì. Ma mi vorrei vivere tranquilla che adesso che andando giù in verso Vars c'è un quailuf. Allora, no. Ecco, perché lui li ha viste. Allora, i lu, comunque, che i lu in 4 mesi che in stupò. Allora, un è, io da là in fondo, col monte là, che sulla bagniera, bagnaria. Sì. Ecco, ogni se, finché chi arriva là, un è 4. Sì. Là. Ma me... Ma che ne è di nuovo? Sì, le io sempre lo solito. Non siamo visti 4 volte, negro grosso, bestia grossa. Quindi entra la vallata in arrivo una decina che sicuramente entrava l'ora per. Però si fa weg. Due attacchi cassone da spazzatura. Sì. In bestie immesso. Sì. È un quei che ha. Sì, jamola. Jamola dentro. Jamola. E mamma via dicendo che vegna.
Ah, ecco. E secondo lui, la sua idea? Allora, dagli amici tutti che cum lec le, però... Cum lec. Cum, tu sai cum. Un'altra idea, un'altra ipotesi? E lì, quando viene su, è milanese. Milanese nel senso, no? Sì. Tutto, Tutta la Non sta Lombardia. via, grande. Le Milano. Cambia poco. insomma. A me, mio papà era chi Sartirana, mia mamma era Bren. Ho capito. Mi sono sempre a Bren. Le tancian che lavoro qui a Sartirana e sto a Castellagonia che le tocca a Murtara. E allora conosco ben tutti i dialetti che sa parlare chi Sì. insomma. Lui mi diceva che parla du dialetto. No? Parla il dialetto Sartirana e parla il dialetto Bremi che era il paese che presa. Mi fa un quei esempi che la differenza qui che saria tra il dialetto di chi che si chiama Sartirana e quel di Brem. Per esempio, Jöc, come si dice in chi? Jöc, E là? Jöc, Tuc? Tuc e Tuc. Però per esempio chi si dice il maschio e la femmina, Sì. là è il maschio e la femela. Allora Di amica mia parla il dialetto, che è mio suocero che parla il dialetto, che lui le duleva, comunque si capisce benissimo. La mia donna la dice una quelle parole in dialetto. La mia figlia, che ha 15 anni, la dice poche parole in dialetto, però si intende parlare in calla capisce benissimo. Il problema è che tra figli parlano più il dialetto. Sì. Ma lui ha più se un fieu o duma una tusa. Ma una figlia basta. E la fiola, con i suoi amici e i suoi amici, la parla domani. Italiano. E che domandi se la sa per lavorare qui o se la gira per lavorare, se il mestiere chi la fa anche di altri paesi, se no in qua. Miste comunque sempre. Prima lavorava a me, poi ho iniziato a lavorare qui, adesso le 20 anni che sono qui. Fa valore effice. Io ho avuto un periodo che facevamo canzoni in dialetto, io mi fai un po' una roba mia in quei amici, no? Non davanti in quei anni, poi mi pianta lì perché... Ma gli scriveva lui? Sì, io mi fai quei spettacoli in giro, qui in Ponte la zona, insieme anche a un altro che faceva i poesie in dialetto. E che strumenti al druava? Tutte acustiche, un chitarra, il basso, l'armonica buc. Sì, la sunetta. La sunetta è proprio una parola vegia. Sì. E che domandi comprensibilità, no? Adesso lui Ho capito tutto. al 100%, Sì. e io capisco il 100% da quel che era di lui. Vabbè, chi sarebbe da stare qui a parlare di ora? È un piacere. No, fa più fatica di parlare in italiano che parlare in dialetto. Allora finalmente abbiamo l'occasione per parlare. Io ho sempre parlato in dialetto. È nato il figlio, l'ha cominciato a scuola, tatica tatuc. Capita che quei clienti come noi che si mettono a parlare in dialetto vari da Milano. da Sì, Bergamo. ma che male, perché da Bergamo viene su una compagnia che è in 7 o 8 adesso, 7 o 8 sempre. Vengono a Catalogna. A Catalogna vengono di me mese, le navite che vengono 2 o 3 settimane e in bergamasco proprio. E in tra di loro parlano in bergamasco e lui capisce niente. No, capisco. Il Sopà, per esempio, faceva gli stessi mestieri. Sì. Ecco, lui si ricorda che lui era fieu. Sì. Se che capitava de senti, sono i gente che vengono da Milano a comprare il vino o comprare Ma il sì, ma ti capisco. Ma anche, E come, anche chi? Com'è Anche che parlavi di milanese che veniva qui? Perché lui era giovane, era un fiolotto. parlavano il milanese, proprio milanese che adesso mi provo delle volte a domandare qualcuno, qualcosa, ma è difficile molto trovare un milanese. Ecco, per esempio, non so, il suo papà ha No, portato... ma vedo dal team in Ah sì, vabbè. la Madonna. Volentieri, allora il tuo papà andava a portare il vino anche a Milano. No, giusto? ma aveva il portare il vento, poteva portare la pe, il pala. Ah, E allora, papà il geva di fratelli a Milano. Ah, E venivano loro, e portavano calvè, ecco. Chi sono a cavallo da 4 km a Piacenza. Valtidò, no? Valtidò, lì, vedete che il piatto là? Sì. Chi piatto là? Gli altri figli più si fatica a capire quei di Bologna o quei di Milano? No, quelli di Bologna, quelli di Milano capiscono bene. Guarda. Ecco, allora fino in fatica a capire quei da Milano, rispetto a quelli Meno, perché ma noi siamo lombardi alla fine. Ma fa piacere. hanno fatto piacere. Ma fa piacere.